Qualche giorno fa lo sfogo di un nostro telespettatore che deve essere operato di cataratta, ma giudica interminabili e inaccettabili i tempi di attesa per l'intervento al San Bassiano. Aveva chiamato Rete Veneta per avere una risposta e capire come muoversi. La risposta è arrivata direttamente dal direttore sanitario dell'Ulstre, Enzo Apolloni. L'organizzazione attuale all'interno della nostra azienda è quella che prevede la visita dell'oculista e una volta che l'oculista ha stabilito che il paziente deve essere operato di cataratta, stabilisce anche la rapidità con cui questo paziente deve andare all'intervento di cataratta. Se giudica che l'intervento deve essere fatto rapidamente perché il paziente ad esempio sta diventando cieco, mette una priorità B. La maggior parte delle cataratte però per fortuna non sono urgenti e allora vengono classificate dall'oculista che ha fatto la visita in classe P programmabili e si va ai primi di aprile. È chiaro che in ogni momento per un peggioramento della situazione visiva del paziente il medico oculista può decretare una priorità diversa e quindi anticipare l'intervento. 6 mesi di attesa dunque se non c'è la richiesta di urgenza, una prassi che viene seguita in tutte le aziende sanitarie del Veneto. Mi preme dire una cosa però, nel senso che nella nostra azienda vengono effettuati 50 interventi alla settimana, circa 2000 all'anno e i pazienti residenti hanno la priorità, nel senso che i non residenti, questo a scanso di equivoci, vengono comunque messi in classe P non prima dei 6 mesi e quindi non portano via posti ai nostri pazienti residenti. Fermo restando che il paziente che arriva da ULSS diversa, se dichiarato urgente dal medico curante, nella propria azienda sanitaria sarà seguito immediatamente.